una situazione della situazione dell'export del suo prodotto all'estero, come va? Sì, va molto bene perché abbiamo instaurato delle strategie per far conoscere molto di più il nostro prodotto. Effettivamente il fatturato per quanto riguarda l'estero è il 25% attualmente del fatturato globale della nostra azienda, ma nei prossimi anni vorremmo aggiungere anche altri 10 punti. Per far conoscere il nostro prodotto cerchiamo di partecipare alle fiere, naturalmente, partecipare agli eventi del consorzio e invitare qui i nostri importatori proprio per vedere dove si fa il vino, per emozionarli anche dal punto di vista del paesaggio e della cantina e come si fa, come è il metodo produttivo. Io lo penso grande perché la grappa deve fare ancora un percorso importante. Oggi esportiamo praticamente il 70% solo in Germania, ma ci sono paesi che stanno cominciando a conoscere la grappa, tipo gli Stati Uniti, il Canada e penso la Cina, dove oggi consumano solo distillati internazionali, parlo in particolare di vodka, di rum e di whisky, ma la grappa ancora non è arrivata. C'è un grande interesse per il Made in Italy, c'è un grande interesse per tutto quello che viene prodotto in Italia. La grappa deve giocarsi un ruolo non facile, questi prodotti in genere vengono distribuiti da multinazionali, noi siamo piccole aziende, però abbiamo una qualità enorme, una passione altrettanto grande e se ci mettiamo in rete credo che ce la faremo. Molto, perché nessun prodotto oggi, la grappa è distillata nel mondo della moda, il mondo delle emozioni, quindi i prodotti vanno raccontati proprio per la loro diversità, vanno spiegati, vanno insegnati ai sommelier a degustarli, a proporli, quindi io credo che dobbiamo lavorare nei giovani perché diventano competenti ambasciatori del Made in Italy e guadagnarsi proprio il loro futuro attraverso la presentazione dei prodotti italiani nel mondo. Oggi all'estero, devo dire la verità, si riconosce soprattutto Prosecco come brand. Prosecco di fatto è un marchio. Stiamo lavorando tutti insieme per definire e far capire bene quali sono le aree che lo producono e in effetti la frase più giusta sarebbe dire Prosecco yes, but from where? Cioè da dove viene questo Prosecco? C'è una piramide ideale di qualità che noi stiamo cercando di far conoscere, però se sul mercato italiano questo è assodato, sui mercati più fidelizzati, Germania, Svizzera, si conosce abbastanza bene, in Inghilterra così sui mercati più lontani è ancora molto difficile, per cui sta a noi tante formichine messe assieme con i nostri consorzi e con le nostre istituzioni andare a spiegare che Prosecco non è semplicemente Italian Sparkling Wine, ma che Prosecco è un territorio dentro il quale se coltivi l'uva glera fai Prosecco, quindi è una vera e propria area che al suo interno ha dei differenziali di qualità importanti che noi poi dovremmo andare a specificare. È un po' il problema dei prodotti italiani che hanno questo Made in Italy, è un problema che si ritrova un po' in tutte le eccellenze dei prodotti tutelati italiani. Io però asserisco anche questo, che lì dove ci sono i falsi è perché non c'è il vero italiano, quindi è importante che le aziende italiane facciano conoscere i loro prodotti e riusciamo a rendere riconoscibili i nostri territori, paesi, distretti, territoire come le aree del Prosecco sono qualche cosa che non potrebbero, anzi non possono essere imitati. Una bottiglia di Prosecco, una bottiglia di aceto balsamico di Modena, se veicolate col territorio, hanno la loro carta vincente, cioè quello di l'inimitabilità, l'eccellenza, l'unicità. Quindi veicoliamo i nostri prodotti possibilmente legandoli al territorio. Per fare questo c'è bisogno di una politica che lavori insieme e mette in rete tutto questo. Ahimè i francesi lo sanno fare. L'Europa può fare assolutamente tutto per il Made in Italy, il 100%, perché è lì che questo dossier purtroppo è incagliato. A dire il vero è una tematica che è ferma al Consiglio, quindi di fatto in sede di Stati membri. Gli Stati membri oggi non riescono a mettersi d'accordo nel riconoscimento del Made in, non solo Made in Italy ma Made in anche di altre nazioni. La realtà è che in questo momento ci sono tante nazioni che non vogliono questo tipo di riconoscimento e quindi questo dossier è bloccato. Purtroppo la partita oggi del Made in è giocata solo a Bruxelles. Io credo che nel nostro paese non manchi assolutamente né l'eccellenza né la competenza. Purtroppo
questi imprenditori sono lasciati troppo da soli. L'ideale sarebbe che lo Stato aiutasse e agevolasse il loro percorso di internazionalizzazione per cercare che il made in reale superi quello burocratico, cioè riuscire a portare i nostri prodotti all'estero e tutelarli grazie all'azione degli imprenditori e non solo aspettando la carta bollata che possa arrivare da Bruxelles. Ecco, su questo lo Stato deve ancora fare molto. Gli imprenditori invece sotto questo senso sono già pronti, nel senso che li ho trovati anche molto più maturi dal punto di vista delle reti di impresa, sono più disposti a fare squadra, hanno capito che è un momento di condividere e non di andare da soli, quindi diciamo che gli ingredienti ci sono, basterebbe poco per fare un buon piatto.